va così 32 volte al giorno. Stazione di Preganziol, linee ferroviarie Venezia-Udine e Venezia-Belluno. Sono 60 i treni che quotidianamente percorrono queste tratte, ma solo 28 quelli che si fermano qui. Gli altri tirano dritto, molto più spesso dell'anno scorso, quando erano 40 i convogli a far salire e scendere gli utenti di questo scalo. A fare i conti sull'ennesimo colpo di mannaia al servizio pubblico sono stati i pendolari, stanchi di dover sopportare tagli e disservizi. Tutti perché gli studenti perdono gli esami, perché quando vengono soppressi i treni poi non riescono ad arrivare nelle varie università, gli operai, i lavoratori, ma anche, se vogliamo dire, anche il turismo. E così i viaggiatori hanno promosso una petizione che è stata presentata alla Regione e a Trenitalia. Abbiamo raccolto 940 firme di cittadini di Preganziol e non solo, perché la nostra stazione è utilizzata da tantissime persone che vengono dai comuni limitrofi. In questi anni l'utenza è cresciuta a ritmo esponenziale, ma il servizio è drasticamente calato, costringendo i pendolari a spostarsi in auto nelle altre stazioni, da Treviso a Mogliano Veneto, eppure basterebbe poco. Alla fine non è che chiediamo proprio l'impossibile, chiediamo che il treno è sempre quello, che oltre a Mogliano fermi tutte le volte anche a Preganziol, niente di più. Per questo per venerdì 9 gennaio alle 7:30 è stato organizzato un flash mob di protesta.